Missy de Televignole, ancora per non è mai massa tardi per imparare a dire Trentin, invece che modi di dire, ho pensato di parlare di modi di essere, modi di fare, o che sta tanti attori, anche di cabaret in Trentin, che a analizzare queste robe qua. Penso all'inarrivabile Andrea Castelli, prima maniera, e Lucio Gardini, adesso, ma sono spettacoli. Però, insomma, senza avere la pretesa di fare robe originali, ma provando, ho detto, dai che guardiamo cosa che farei ai trentini in certe situazioni. Mi sento a Trentin che l'ha vinto 500 euro col gratta e vinci. Cosa fa il nostro Trentino? Viene da Bohemia magari, e barda, barda ancora, sta in faccia, e a uno lì vicino che gli dice, te come è nata? E dice, ma sì dai, insomma, poi anche non è meglio per dire, no? E poi il Trentino al villaggio turistico, questo è una scena tipica proprio. Scusi, vorrebbe venire con noi a fare il gioco dell'aperitivo? La risposta è Trentino. Ah, mi no, guarda, mi non mi piace ste robe, sti gazzeri, sono gnocchi al mare con la sposa per stare in pace, via i rumori. La sera arriva nel stesso villaggio un gruppo di trentini, amici, fra l'altro di questo, denaglia, di tante robe. E cosa succede pochi secondi dopo? Ciao, tutta quanta, no che non vengono, tremendo, cata Caterina, e la frase famosa, dai Beppi, ti che cosa un altro bottiglione che tiga in sé, doc, un Perù, capito? E poi tante altre robe, per esempio il Trentino ha l'assemblea del condominio, no? E là, se si vede solo in queste occasioni, chi, purtroppo, ma cosa ho, tutti da fare, tutti che sono misteri, Popo, si sistema, con chi è la vera, ma convive col Marco dell'apparazione del fronte. Capì. Va lasciala. Ognuno ha la sua croce, se la porta fino in fonte, coraggio. Ecco, un altro esempio, no? E poi il Trentin al funerale. Il Trentin al funerale è un altro caposaldo proprio. Guardati, proprio quando poteva godersela, ma dimmi però me lo diceva la mia sposa, che ultimamente lo vedeva un po' strani, tira via come una pezza, sa, ma quei mali lì, nei perdona mia, non riesseroti che tegna. Certo però che anche a lui se l'è un po' tirata, perché dimmi, al mai offerto un bianco al bar, e lo sta uno di compagnia, bracci corti, i suoi misteri, i suoi affari, e che gli altri i si ciava. Guarda, mi sa che non è un pezzo proprio niente. Aspetta che vado a mettere i bigliettini, dopo ne zo al Balmudanda, di Vigol, se ciava. Questo Trentino al funerale. E poi che il Trentino becca dai carabinieri con l'etilometro. Un altro caso. Caro signor Garas, mi sa che qui scatta una bella multona, più tutto il resto, E Ostrica, ho appena 2 ore fa ho bevuto un amaro lì a Vezzano. 2 ore fa, un amaro, no? E guarda, secondo me
secondo me, sto agente qua, da rotto. Fai così, voi aggiustate, no? E mi domani mattina vengo in caserma e rifai l'esame. Fate così. Alla prossima.